Beh, innanzitutto da sempre io ho citato anche il primo progetto di Brusadin e compagni del 1989, un bellissimo progetto unitario. Ho ricordato gli importantissimi progetti che ha fatto il grande sindaco Giancarlo Gentilini, cantieri pilota fatti con sponsorizzazioni, quindi costati niente alla collettività, e poi questa grande sfida che abbiamo fatto in primis il sindaco e il sottoscritto con i fondi PNRR, che non era semplice perché un restauro del genere, una riqualificazione ha delle tempistiche più lunghe. In realtà i fondi PNRR vogliono tempistiche certe. Siamo riusciti, abbiamo fatto il recupero della cortina muraria, il recupero delle zone golenali con i vialini, con la realizzazione di vialini con materiale impermeabile, abbiamo varato la passerella che conduce all'Isola del Paradiso per una coesione sociale e una fruibilità migliore della collettività. Abbiamo fatto le tracce a terra su due varchi a riproporre la continuità, l'immaginaria continuità delle mura lì dove una volta c'erano. Abbiamo fatto la riqualificazione di altre zone sempre episodiche sulle mura, ma comunque il tratto principale dal Torrione di San Marco fino a Varco Piave è l'opera fondamentale ed è l'opera più importante riqualificata da 500 anni a sta parte, quindi da quando sono state realizzate queste mura. Questo per noi è un grande merito, non ci fermiamo qui, come ha detto il sindaco, questo assieme al master plan che abbiamo fatto del progetto generale contribuirà a formare quella progettualità di carattere di unicità che presenteremo per candidare Treviso capitale città dell'UNESCO e quindi Treviso città capitale dell'umanità.